Venezia è sempre più blindata contro cafoni maleducati e sbandati, con multe dai 50 ai 500 euro e daspo urbano per chi da fine ottobre e inizio novembre venisse pizzicato a sedersi a terra sui masegni o sul sagrato della chiesa, ad esempio. Vietando appunto alle persone di poter sostare in luoghi tipo le rive piuttosto che sugli scalini della chiesa, insomma quelle situazioni che ovviamente soprattutto vanno anche a creare, anche nelle zone dei ponti ad esempio, l'intralcio, la viabilità. Questo oltretutto va a intaccare anche quello che è l'aspetto del decoro, un qualche cosa che dobbiamo assolutamente tutelare. E con questo lavoro che si sta facendo unitamente a tutte le parti interessate del Consiglio Comunale che dovranno poi approvare, stiamo cercando di affinare questo articolo molto importante. L'articolo in questione è il numero 35, quello che riguarda il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana in laguna. Oltre al bivaccare, vieta altresì di sdraiarsi o semplicemente sedersi sul selciato o ai gradini dei monumenti, oltre che di usare le panchine come aree picnic. Perché alcune volte succede di aver a che fare con persone molto prepotenti anche, perché no, in taluni casi forse anche un po' violenti. E allora che cosa diamo ai nostri agenti di polizia? Dobbiamo dare un modo di poter incidere sul problema con l'effetto sanzionatorio.